Ah, ok. Live. Tutti e tre. Live. Yeah. Aspetta che mischiamo le carte. Eccoci. Adesso è bello quando parti tu, parte la musica. Musica. Ho la musica anch'io stasera. No, scusa, no, fermi. Ma adesso ho capito cos'era. Era quella di carote. No, però fermi tutti. Allora, intanto che popoliamo la diretta, attenzione, perché stasera ho sentito una frase, già subito, per bella partenza calma, Gigi ha detto ho una sigla. Prego, cioè lo scettro proprio. Sì. Vai. Vado. Vai. Okay, vado. Sono le 10, dai. Sono come due meloni. Vabbè. Ragazzi, ma l'avete sentita? Che ogni tanto la posto io, la Sora Cesira, che tra l'altro gli ho chiesto se una sera viene in diretta, ma adesso la teniamo per il gran finale. Sì, perché ma sai che io ho scritto... Ah, scusa, pensavo avessi finito. No, perché a parte che c'è già una marea di persone 66, ciao ragazzi, allora ciao Bea, ciao a tutti qua. Beh, saluti, Mauro Ortombina, Vittorio Cecchinato, Silvia Savio, ciao, c'è sempre loro, dai, grandi, Luca Traini o Traini, che non capiremo mai. Posso entrare, prego, Lidia Verzeni, Roberto Frezzolini, Raffaele Piredda, evviva. Mirko, ciao Mirko, ma che fa quel casino lì? Eleonora, Montarini, Camelia, ovvero Luca, ciao Buttei. Ciao Buttei. Simone Storti, Federico Zanini, sempre Mirko, Malaspina, La Buttina, Davide Angelini, Eva Miraci, Andrei. Io saluto quelli che mi salutano, cerco di farlo per tutti. Allora, stavo dicendo, io ho scoperto la Sora Cesira, che è una ragazza di Roma, fa dei video da capottarsi da ridere, ma bravissima. Allora gli ho scritto e detto, vieni in diretta con noi, ha detto sì, volentieri, adesso magari la contattiamo per il gran finale, perché ragazzi partiamo con la nozione triste per quelli che ci seguono oramai da quasi 20 giorni. 17 puntate, le ho contate. Domani, fatalità che è venerdì, domani ci sarà la 17ª puntata. E dunque abbiamo fatto la quarantena, bisogna stare una ventina di giorni a casa, dunque sì. abbiamo adesso sì, io aspetto un altro numero che vado per la cinquintena. Non ho capita questa, però meglio sarà così, una delle non sue. ti preoccupare. Bravo, Meglio così. Sue, magari stanotte mi verrà in mente. Allora, no, dicevo, domani ci sarà l'ultima, tra virgolette, puntata di questa diretta che facciamo oramai da una ventina di giorni, e domani ci sarà l'ultima puntata, poi però ci saranno le ultimissime 2 puntate che le faremo però a degli altri orari e le faremo sabato e domenica prossimi. All'incirca verso le 19, 18:30, insomma quell'orario lì, magari di domenica la facciamo di pomeriggio, se c'è una brutta giornata la possiamo spostare, vediamo un po' anche le previsioni, comunque facciamo 2 mega dirette da un'ora e mezza, dove praticamente quella cinquantina che ci hanno seguito fino in questo periodo, a questo orario anche un po' strano, no? E ci hanno fatto fare una sorta di laboratorio. Noi poi in questi 2 giorni daremo il top, la crème della crème e i vari giochi che abbiamo inventato, avremo degli ospiti magari che ci spiegheranno qualcosa, avremo più ospiti che avete già visto in questi 15 giorni, insomma saranno 2 dirette belle dove chiaramente ci dovrete essere anche voi, perché insomma siete quelli che
fino adesso hanno tenuto botta tutte le sere, bravi. Zoccolo duro. Quindi andate tranquilli, perché come orario abbiamo scelto il sabato, l'orario prima che impastate la pizza, domenica l'orario dopo che avete messo a riposare il tiramisù, perciò proprio perfetto. Perfetti. Esatto. Bene, Gigia, che bella magliettina che te che ci getto. La bigliettina del biglietto qui. Allora, guarda, ve lo faccio vedere, se intanto no... Cosa? Cioè, C'è questa, si fa tutto da solo in casa, fuori. E praticamente fa della specie di io ve lo faccio vedere, vediamo se riesco. Qua devo fare tutte le mie manovre di scambio. Allora, mi sentite? Nel frattempo, sì. Dimmi. Devi preparare qualcosa. No, parla. Ok, allora, se devi preparare qualcosa intanto, mentre Mauro si organizza. Esatto, tu spiega cosa, bravo. Ok, attenzione che intanto ho un ritorno della mia voce sulla tua diretta, quindi dai un occhio. Per quanto riguarda noi, puoi mettere il microfono. Senti, io mi sono distratto, sì. Allora, ragazzi, nel frattempo che si organizza con la regia, vi ricordo le regole del nostro caro amico Gigi, con il suo gioco che in questa quarantena ci ha tenuto compagnia, il Gioca Gigi, ok? Non sappiamo se lo facciamo come ieri sera, perché come vi abbiamo detto già siamo agli sgoccioli, in più ieri è venuto fuori un casino, abbiamo finito il tempo, però noi ci teniamo lo stesso i vostri spunti, quindi scriveteci adesso per il Gioca Gigi i titoli completamente inventati di 2 storie, tipo la donzelletta va a farsi un kebab, per dire, scegliete voi, è un genere cinematografico, horror, musical, quello che volete. Scrivete tanti spunti, io poi nel frattempo, durante la diretta, anzi, una cosa lo dico alla fine di queste puntate, mi scuso perché sembra che sto pensando ai cazzi miei, che è la verità, però ogni tanto mi distraggo, ma proprio perché sto cercando di gestire quello che ci mandate, ok? Quindi ragazzi, scaldate le dita e buon divertimento, perché anche questa sera ne vedremo delle Belle. O no, Gigi? Certo. Ho fatto tutto, allora c'ho i fili, cazzo, sembra che è passato Spider-Man. Sì. E vabbè, e vi faccio vedere questo video, l'ho trovato alla Sora Cesira, che se riusciamo ad avercela anche in diretta sarebbe bello per il gran finale, gli ultimi 2 giorni la settimana prossima. E lei fa delle parodie e io l'ho conosciuta con la parodia del video dell'Inps, no? IMCA. Allora, questo qua invece è uno degli ultimi che ha fatto, è DPCM. Praticamente lei prende occhio dire sti acronimi in Veneto. Esatto, lei prende il video dei Queen e ci costruisce sopra una canzone sua, ma ragazzi, eccolo qua. Allora, DPCM, la Sora Cesira. L'avevo visto. Una speranza desiderata che già Pasquale for barbecue. C'è barbecue. DPCM per me, ma qui chi non sa che cazzo è tipo legge, Richard Ranger, basta che frulli la Costituzione, fanfalò. Non c'ho niente in casa, faccio tu cosa. Mo sbrocca il treno, punto da 3 o 4 a 5 piane, sì. Tanto non ce l'ho. Ma se fai piane. Lo butto giù,
Voglio fare una pericena come a fare su barre le parti delle rose. DPCM per me. Sto qui imprigionato accanto a me. Qui presente, standing sospesa dalla risorsa che presta rogato. Che DPCM per me. Che mi manda al fare nel video. DPCM, io la bellezza, riapro il negozio che si fosse sbaglio. Bravo. La sora molto bello. mondiale. È brava perché li becca certi labiali che sono scoppiato io la prima sera che l'ho vista. Brava. Adesso l'ho chiamata, cioè l'ho scritto su Facebook, ci ho detto volentieri. Adesso vediamo, è un po' come quando facciamo noi, è un po' come quando facciamo noi i doppiaggi di Peppa Pig, che andiamo col labiale giusto a spaccare il centesimo. Sì, però piano. Lei barbecue li ha trovato fuori giusto che aveva proprio il muso a culo di gallina, che tu comunque con Peppa Pig era più semplice perché loro muovevano la bocca così, cioè solo in un verso. Ah beh, è vero, i cartoni fanno muscolatura facciale. Quello, cioè, più però facile. Gigi, potresti provare a doppiarlo. Tipo Gigi, guarda, per dire, muovi la bocca così, tipo è un pupazzo tipo Rockefeller. Come stai io? Beh, sì, ma cazzo, piano, perché te stai mastegando. Se fai delle frasi non è che la muovi sempre continuamente, prova. Com'è la qua? Sapevi che mi sono cagato addosso perché soffro di incontinenza. Non capisci? Se voglio fare, sono vecchiotto. No, ma la cosa figa. La cosa figa, sai cosa che hai detto? Fallo tu adesso. Adesso lo faccio io, ma la cosa figa, sai cos'è stato? Che hai detto, Gigi, ma muovi la piano la bocca, pare che te stai masticando. Cioè, il Gigi, persino quando lo doppiano, pensa a mangiare. Esatto. Ragazzi, ma devo farlo io adesso. Cioè, io muovo la bocca. Sì, allora no, era io doppiavo Mauro, però vabbè, dai, stesso. Ah, vabbè, dai, ok. Allora, qua, ragazzi, stanno arrivando consigli sul Gioca Gigi. Sì, sto vogliono il Gioca Gigi. Allora faremo un po' di Gioca Gigi perché ci è saltato l'ospite. Avevamo delle donne, però hanno avuto problemi, hanno sempre problemi queste donne. E comunque, no, se c'è qualcuno che vuole venire in diretta, problemi di estetista. Ma dai, ma che di estetista, dico. Che carina Beatrice, ha scritto un bellissimo spunto per il Gioca Gigi, dopo lo facciamo. Ma io ho staccato la chat, non vedo. Io li sto leggendo anch'io. Allora, vediamo Nero Aumenti, Michela, ciao Michela, Lady Oscar, quello sì. E c'è Bea, bene, Miriam Mazzi per il Gioca Gigi, niente, buon Gioca Gigi, Annalisa De Carli, ciao ragazzi, ciao bella, Vittorio Cecchinato, ok, dai, siamo sempre noi. Allora, come dicevo prima, stanno venendo a meno le energie, mi ero dimenticato anche di switchare qua. No, perché è un orario anche un po' tardo, no? Questo qua per questa diretta. Ma lo sai che io ho scritto una puttanata su Facebook oggi? Ho scritto una puttanata su Facebook e me la stanno commentando in parecchi, però perché ci ho riflettuto ho detto, vabbè, effettivamente, perché lui lo fa ogni anno, allora l'ho scritta tipo film, avanti, vieni fuori, so che ti stai nascondendo, non fare il codardo, vieni fuori Paolo Fox,
Avanti, non ti farò niente. Veramente cazzo. No, perché ho visto un video, Fatalità mi mandano un video per il Sì. 2020. Tutto Sì. bene, sarà un anno prospero. A partire da gennaio fino a maggio Porca ci troia. sarà... Cioè, ma hai dato un'idea, ma adesso devo raccogliere qualcuno di questi oroscopi. Ma che idea, cazzo! Adesso voglio raccogliere un po' di... Candreva il cross! Sì, perché adesso cosa facciamo? Raccogliamo un po' di questi vecchi Paoli Fox della situazione. Cosa vuoi? Vieni qua. No, vieni, stai zitto, in pigiama. O vieni in pigiama. Posso venire in diretta per Ciao Tommasino! Cosa? Posso venire in diretta per dire Momento daddy. Ma tu ti rendi conto? Questo qua posso venire in diretta per dire di andare a seguire che canale anche lui, che poi ogni tanto fanno cose. Ma se adesso lo scriviamo qua, come si chiama? guarda. Ecco, dai, adesso mi mettere... Si è di... Cioè, ma vi rendete conto? Sta dormendo, dai, vai via. No, questo commento prima l'ho dato alla Beatrice. Ah, perché lui ha detto che il commento di Beatrice gliel'ha dato a lui, e allora cioè, capito, oramai cioè, nel gruppo sì, nel gruppo hanno fatto la combricola che si sentono su un'app e poi guardano la diretta. Allora sono venuto a reclamare i diritti d'autore, c'era il commento della Bea, gliel'ho detto io, perché tu hai detto che è bello, perché si lamentava il fatto l'altra sera che tu dici ma il Beppe non legge mai i miei commenti. Ho detto, ok, ma ti scrivi sempre lo stesso, non è che insiste sul cammello, vuole che fare il cammello. Gigi, allora un giorno gli fai il cammello calabrese, non so vabbè, anzi lo inserisco adesso. No, ma la cosa bella non è tanto il discorso del cammello calabrese, è che tuo figlio di là, cioè, ha una combricola di ragazzi di 8 anni che hanno fatto il Fight Club e hanno mandato lui per minacciarci, cioè questa è la roba. Esatto. No, se lui si è risentito un po' e si insultano, vedi, tra youtubers, perché tutti i youtubers adesso quelli italiani, tutti il canale di YouTube fanno piuttosto di che stiano a giocare a Fortnite, preferisco magari che facciano un video così ogni tanto gli passa. Ieri era arrabbiato, ha fatto la live, c'era solo uno spettatore, minchia, c'hai 30 iscritti, noi ne abbiamo 12.000 e su YouTube quanti ce n'è? Non ce n'è perché YouTube è pieno di live, vero? Ce n'è 10 da YouTube. Allora, ci eravamo persi il discorso, cazzo, mi ha interrotto. Cosa stavo dicendo? Beppe, tu che sei sempre molto afferrato, stavo parlando di una cosa importante. Stai parlando del programma. Di cagate quando... Del programma nostro. No, quello era... Gigi, quello era prima di entrare in diretta. Quello... No. Ci siamo arrivati alla frutta, ragazzi. Oh, Cristo santo. Guardiamo la registrazione, vorrei vedere dove c'è, perché ti distrae, devo perdi il filo. Vabbè, dai, non fa niente. No, vabbè, dai. Parlando del video, video. Ah, sì, che cacchio, che t'ho lanciato l'idea con Paolo Fox. Beh, bravo, perché queste sono cose che poi io ho il taccuino di notte dalle 3:30, mi devo segnare, prendiamo tutti questi che hanno fatto gli oroscopi, il 2020 sarà, poi in mezzo gli mettiamo lui, il gran jury. Ok, quindi serve uno dei miei montaggi, serve. Esatto. Buono, ok. Prendi tutti quelli che dicevano il 2020 sarà un anno. Io, ragazzi, veramente, io non ho ricordi di un anno così allucinante. Mancava solo il dispetto della patente, capito? Anche quello mancava. Cioè, ma guarda che veramente... Vado via di tasca. No, poi sono cose risolvibili, dunque, guarda, piuttosto che... Sì. Però, insomma... Vabbè, dai, finirà, andrà tutto bene. Allora, a proposito di andare tutto bene, cosa facciamo, ragazzi? Facciamo un po' di contributi qua. Chi è che vuole venire in diretta? Facciamo, o allora? Facciamo i contributi. Butti. Non c'è nessuno. Ok. Ma aspetta, i contributi... io direi che possiamo partire con le radio, dopo facciamo i contributi e poi gioca ma le radio, io avevo degli ospiti che non si sono fatti presenti. Dunque, chi è che vuole venire in diretta? Bene, allora ragazzi si entra in diretta. Questa sera però
cerchiamo di far entrare qualche signorina, quindi se qualche signorina vuole entrare Guarda, in diretta e facciamo giocare così, Anna, perché non mi sono preparato niente. Mettiamo il link, chi vuole entrare, vediamo da sotto, dai, facciamo giro della morte. Ok. Se ne Allora, capita nel frattempo... c'era Luca. vi ho perso, ragazzi. Che è? Ok, vi ho perso, sì, perché mi si è bloccata la connessione. Allora, siccome ci sarà un po' di latenza, adesso loro il link lo vedranno fra 30-40 secondi. Io vi ricordo le regole del Gioca Gigi. Scrivete nei commenti 2 titoli di storie completamente inventati da voi, un titolo di un genere cinematografico, e poi dopo il nostro caro amico Gigetto le dovrà completamente improvvisare. Lui non legge i commenti, lui ha disattivato tutto, lui non sarà niente. Vuoi il bacino anche stasera? Ma tu ce li hai già pronti? Ce li hai già pronti? Non ho capito se ce li ho. Ce li hai già pronti gli spunti per il Gioca Gigi? Perché possiamo partire con quello e nel frattempo ma vediamo sono se qualcuno viene in pochetti. diretta. Sono pochetti ancora. Allora, facciamo così, io ridò il link, se qualcuno vuole venire in diretta a fare il pubblico, dovete fare il pubblico, stare sotto, dire una parola e se vi viene da ridere, bene. C'è già Mirko Malaspina, vabbè, Mirko Malaspina adesso è il dito più veloce del West. Soprattutto con le donne. Vabbè, dai, sta lì un attimo che dopo vediamo se arrivano gli altri 2. Ce ne vogliono 3, ragazzi, dai, avanti. Vi ho mandato il link. Nel frattempo, guarda, facciamo vedere il contributo tuo. Bravo. Contributo di Giuseppe Forte anche questa sera, ragazzi. Ce n'è qualcuna che con la coda dell'occhio sera... non volevo guardare, però ho guardato e sono scoppiato. Ma... Questa sera ce n'è una dedicata al Veneto anche, quindi... Esatto. Allora, pronti? Contributo di Giuseppe Forte al nostro presidente Giuseppe Conte, che dalla serie Conte dice cose. Potrete andare al ristorante un giorno sì e uno no, si uscirà di casa solo nei giorni no. Parla un po' così, un po' col nasino, no? Sembri più Galeazzi, però. Vabbè, ma è romano, perché è romano, non è che... Dal 4 maggio spostamenti a piedi oltre i 200 metri, con il limite di 5 minuti. Questa è bella. E alla fine di questa storia mi direte grazie, in particolare grazie al presidente. Esatto. Serie Conte dice cose. Per quanto riguarda la nostra rassegna di Conte fa musica, Conte featuring Loretta Goggi, Maledetta quarantena. Questa è la prima locandina di quest'album con Lorettina Goggi, il nostro presidente Giuseppe Conte, Maledetta quarantena. Andiamo alla seconda locandina, PSI featuring Conte, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Sta scritto. Vabbè, ma tutto in giallo così io l'ho detto male. Non vuoi che le leggo prima? Manu Ciao featuring Conte, Me gusta se ciu. Sì. Ma il titolo originale quello era Me gustas tu, sì, Me gustas tu. Me gusta mascherina, me gustas tu. Me gusta mascherina, me gustas tu. Me gusta quarantena, me gustas tu. Me gusta la focaccia, me gustas tu. Me gusta fatto il pane. Me gusta la borraccia. Che brutto se non se può uscire, che brutto se non se può uscire. Ragazzi, dopo ho fatto un pane, io guarda, mi sono tolto una soddisfazione, ne ho fatti 3. Il primo è venuto fuori una cagata, il secondo ancora, il terzo oggi è venuto fuori un pane mondiale. Ero contento, da soddisfazione, non pensavo che dovesse più soddisfazione. Tutti fornai. No, è venuto fuori lo sfilo. No, dopo ve lo faccio vedere. Guarda, c'è un video che gli ho mandato a mio padre, ho detto guarda qua. E se lui mi ha detto dal video sembra buono, peccato se non me ne portavi in upicca. Mi ha preso per il culo perché non ho la patente. E vi dico bello, dopo ve lo faccio. Anche a me è venuto una cagata, ma dopo che l'ho mangiato. Comunque. No.
Allora, attenzione, perché abbiamo, per quanto riguarda la serie di film, perché il nostro Giuseppe Conte Premier fa anche film, il contributo che ci arriva da Giuseppe Forte è con la prima locandina di investigherà per capire quanto tenere ancora tutto chiuso Sherlock Down. Sherlock Holmes, Sherlock Down, bellissimo. Andiamo con la seconda. Era davanti ai nostri occhi il codice da Vinci. Questa non la vuole. Da Vinci. Cos'era quell'altra? Questa è mondiale. No, questa quando l'ho letta sono scoppiata. Attenzione. Un amore finito per non aver messo la mano davanti. Gostarnutio. Questa quando l'ho vista non volevo guardarle, no? Perché dopo me le faccio la reazione live in diretta. Però non volevo guardarle. Scritta di seguito Gostarnutio, cioè proprio vabbè, dai, comunque però mi è cascato l'occhio su Demi Moore giovane. Sei veramente un demente. Mi è cascato l'occhio su Demi Moore giovane e ho detto che cazzo c'entra Ghost, poi mi è cascato l'occhio Gostarnutio, sono morto, ragazzi. Bravo. Comunque Giuseppe Conte non è romano, è di Foggia. Ah sì, pensavo fosse romano. È pugliese come a poi. Di Foggia, Giuseppe. Cosa è successo qua? Allora, io sto cercando di vedere se tiro su qualcuno per il nostro giochino delle radio. Ok, quanti ci sono ancora? Rimetti io il non link. Capisco perché c'è gente che mi manda dei messaggi sono dei masochisti, mi mandano dei messaggi su Messenger e quando io sono in diretta che non posso risponderli, però mi si aprono, adesso non riesco a chiuderli. Una cosa importante che non diciamo mai, mi sembra, di qualcosa sempre, di condividere la diretta, cioè condividete la diretta, ragazzi, cioè andate sulla diretta, c'è il tastino sotto, in basso, a destra, a sinistra e con scritto condividete così la vedono più gente, insomma, si divertono anche gli altri. E soprattutto vi allenate anche a farlo per quando saremo in diretta nella direttona di 2 giorni, venerdì sabato e domenica prossimo, poi vi daremo in settimana gli orari e per divertirvi, insomma, non mancate, condividetela. Ecco, a proposito, non è che poi spariamo, cioè nel senso, noi adesso, giustamente come diceva anche Beppe ieri sera, dobbiamo cominciare a pensare a qualcosa, perché se si riapre noi 3 ci possiamo vedere, qualche video lo dobbiamo fare, chiaramente lo dobbiamo fare e adesso non si parlerà d'altro, dunque ci scherzeremo anche sopra noi su questa cosa, su quello che è successo, perciò dobbiamo anche trovarci tra di noi per discutere delle faccende, ovvero ragazzi, ci deve venire un'idea su cosa fare, dunque ci troveremo magari, anzi sicuramente ci troveremo dentro questo programma in privato, non è detto che però ogni tanto magari clicchiamo go live per chiedervi anche qualcosa o farvi vedere 10 minuti, un quarto d'ora come facevamo anche prima, che la stavamo cominciando a fare anche prima che succedesse il fattaccio. Qui il venerdì quando ci trovavamo accendevamo un attimo la direttina, mezz'oretta vi facevamo vedere dagli studi, perciò ecco, e poi vabbè, dirette se uno dei 3 viene voglia di fare una diretta, prende il telefono, la fa, prende il programma, lo fa, insomma, però diciamo il programma confezionato con i vari giochini, le cose di Conte, i meme, eccetera eccetera, questo domani, e poi ultime 2, gran finale la settimana prossima, sabato e domenica. Sì, quindi come diceva Mauro, tranquilli che non spariamo, anche perché siamo contrari alle armi. Spariamo. Quindi tranquilli. Allora mi manca uno per fare l'altro gioco delle radio. Dai ragazzi, vi mando un link senza paura. Mi manda il link, altrimenti siamo una cinquantina di amici. Michela, vieni, che auguri. Dai, vieni, Daniela. Vogliamo donne. Grazie ragazzi che vengono nel giorno del mio compleanno. Daniela, dai, vieni in diretta, che ti faccio gli auguri. Allora, guarda, c'è un link qua sotto, basta che lo cliccate.
perché loro sono esperti, no? Sanno già come fare, eccoli qua. Davide Angelini, Mirko Malaspina. Stufo di vederli. Basta. Adesso li tolgo un attimo. No, perché no, ma sai, allora loro mi sembrano, il presente quelli. Vi ricordate una volta quando c'erano in televisione i giochi, a che poi a un certo punto tu dovevi precipitarti al telefono e andare a chiamare un numero e il primo che rispondeva, vi ricordi che giocavano con il pubblico da casa, che comunque c'erano sempre i soliti, diceva ma cazzo, ma quelli ciappa sempre la linea, ma com'è? Ciao, sono Mario da Como, e questo Mario da Como oramai tu li riconoscevi la voce, però tu guardando tante serie di programma dicevi porca troia, prende sempre la linea. Quello magari si metteva lì a provare fino all'inverosimile, aveva dei sistemi e riusciva sempre a prendere la linea. E loro qua è così, eccoli qua, c'è il link back. Grande. No, a me sembrano più. Si è bloccato. Si è bloccato. Ah? Ok. Allora, aspetta un attimo che proviamo, se no facciamo in due. Allora, guardate sotto i commenti, perché ve lo scrivo, ma dove ve lo scrivo? Guardate sotto i commenti, se guardate sotto i commenti c'è un commento di Cacafoco Video Production e con una stringa, gli cliccate sopra, si apre... È il commento fissato in alto. Ah, lo puoi mettere? L'ho appena tu hai messo il coso, io l'ho messo fissato in alto. Ma aspetta, è anche necessario spiegare come funziona sto link. Voi cliccate sul link, vi si apre una pagina di Chrome del vostro browser. In questo momento vi appare una stringa dove mettete il vostro nome, se volete mettervelo, se no è lo stesso, e poi c'è il pulsante per accedere alla diretta. Quando accedete alla diretta, Mauro vi vede e vi schiaffa dentro. Ce ne sono due tasti blu. Uno sono vergognosi, ragazzi, sono vergognosi. Vediamo se riesco a farvi vedere il pane che avevo promesso nel frattempo. Il pane. Guarda, mentre fai il pane. Malaspina, sabevito Malaspina? Malaspina, cosa bevi? Latte di coco. Cosa? Sì, ma che... Gin tonic. No, è gin lemon questo, la tonica l'ho finita. Te che ne stai dando, mi sembra, ultimamente, o no? Cosa? E ne stai dando bene ultimamente? Sì. No, ti vedo che sei... 40 giorni. Sei super lanciato. 40 giorni. Cos'è? 40 giorni. 40 giorni che non... Chi è che mette la musica? Allora, ragazzi... 40 giorni de Gotti. Ti hai fatto bene. Guarda che vi faccio vedere. Cosa stai te? Cosa fai? Vi faccio vedere la pagnotta. Si vede? Ah, bello! Ma guardate che bello cazzo è venuto fuori. Ma cos'è, pane pugliese? Sì, l'ho fatto io. Ma avevo soddisfazione, ti giuro. Tu l'hai fatto? Sì, guardate come cazzo mi è venuto fuori, incredibile. Io non ho mai fatto un... Bello! Non vuole neanche la patente da tornare il pane. Devo lievitare 12 ore, ma è... Oh ragazzi, io ho avuto un'emozione, cazzo. Non avevo mai fatto un pane così. Però se... Non sai con la mortadella e il lambrusco, un bel lambruschino frizzante. Stasera, appena che non salta fuori le ciate no, ho fatto le bruschette stasera. Mamma, anche con la soppressa. Che ne è un altro, ragazzi, Luca Rizzi. Ah, ma Luca Rizzi salame, chi è Luca Rizzi? Luca Rizzi. Salame feline. Chi è? Ah, è Lulu. No, basta. Oh Luca, però senza tuo fratello qua, A parte che non si vede, è bloccato. Ha messo la foto. Kick from studio. Oh, dai. Ragazzi, facciamo con due. Facciamo con loro due, dai. Sì, per forza. Ci dicono 3 titoli. Ah, no, aspetta, Mirko, vieni in diretta, dai. Lui viene sempre, Mirko from Lecce, così almeno siamo 3. Dai, Mirko, giusto. Michela, Mauro spezzò il pane e disse, ma no, mi è scaduta la patente, è vero? Però c'ho Adelino Fasoli, mi faccio io un bravo medico. Adesso dopo lo chiamo, cazzo, dico, perché effettivamente basta il dottore, vero? Ti fa
il certificato che vedi tutto a posto e poi mandi le pratiche con calma alla motorizzazione che ti manderà la patente, però. È brutto, sono vincolato nel vincolo. Quando riapriranno anche. No, ho già prenotato la visita l'8 maggio. Non starmene a rogna perché te banno subito. Io oggi ho chiamato perché dovevo fare l'esame della patente della moto e mi hanno detto quando riapriranno. Sì, vabbè, ma la patente della moto, ma la gente che è scaduta la patente, ragazzi. Sì, ma quello io ne ho 20. Allora, quella dove ho prenotato io mi ha detto siete ad attendere quel giorno lì in 22. Perché tutta gente che si è messa a compilare l'autocertificazione, porca troia, la patente è scaduta. Perché ricordatevi che siamo in Italia, dunque se ti scade l'INPS ti scrivono, ti è scaduto l'INPS, se ti scade la patente non ti avvisa nessuno. Ecco. Anzi no, ti avvisa il maresciallo dei carabinieri, c'è uno che ti dice patente libretto, guardi che la sua patente è scaduta. Nereo. Ciao. Guardalo. Com'era Nereo? O Nereo? Nereo, dai. Sono un po' pacciani, cazzo, no? No. Caro Nereo, baciamo le mani. Il microfono non si sente. Bacciani. Ne avevo un altro. A me sembra Totorina. A me Adesso sembra Totorina. E io sono andato e c'avevo degli amici, si faceva delle merende e si divertiva, diciamo, le rani, se era io, il Vanni, quella diavola ci ha detto che c'avevo il fucile, ci ha detto, sta maledetta, oh, Piedrino, ma ci senti? Nereo? Non ne sente però? Sì, ma noi non ti sentiamo te, devi accendere il microfono. In fondo a sinistra, sotto, c'è scritto mute, c'è un segno. Cioè non in fondo al tuo soggiorno, proprio sull'applicazione. Esatto. Ecco. Ma nel frattempo che cerchiamo il microfono, io mi leggo i messaggi. Matteo Mirandola, bastava guardare la carta d'identità come documento da mettere sull'autocertificazione. Io ho sempre fatto l'autocertificazione mettendo la carta d'identità. La prima volta che ho messo la patente mi sono accorto. Strana anche questa cosa. Ma tutto a posto. Nereo, dobbiamo riprovare. Io ti mando fuori un attimo e ci riproviamo, dai. Cioè, tutto questo per il gioco delle radio, sono 20 minuti che stiamo... Abbiamo Mirko però, eccolo qua. Ciao Mirko. Ciao Mirchino. Silvia Savio mi concorda che si assomigliava al mostro di Firenze. E Dio buonino ci ha detto che c'avevo il fucile, questa maledetta impestata. E lui quando se la prendeva con la moglie, cazzo, mamma mia, mi sono fatto... Eccolo, aspetta. Nereo, uno di quelli che impestata, non si sente. Io non parlo. Mi sentite? No, io ho paura che a un certo punto è vero? Allora, Nereo, da dove... Allora, lascia giù il telefono, appoggia il telefono, perché sennò, ecco, continua a sfarfallare l'immagine. Vi insegno a fare le live. Dove sei? Ma allora, Nereo o Nereo intanto? Nereo, da dove? Vicenza. Meledo. Cos'è Vicenza? Dove? Vicenza dove? Sito ciò? Meledo. Ma Meledo, Dio, boh, che bella Vicenza, baccalà, Vicentina, buono, via. Ma che cazzo tutti due? Vicenza e gatti, no? Vicenza semmai ha dei piatti buonissimi. Nereo, tra l'altro ho sentito che a Vicenza in questo periodo hanno lasciato aperto i cinema perché so che stanno trasmettendo gli Aristogatti. Esatto, perciò. Ma ascolta, Nereo, cosa fai a Vicenza tu di bello oltre a farti la quarantena? Lavori? Sono artigiano. Cosa fai?
lavoro sono metalmeccanico. Metalmeccanico. Boh, dai. Se ne serve qualche tocco al tornio, allora via. Beh, ma io sono partito metalmeccanico, ragazzi. Attenzione. Taglio metallico. Infatti sei metalmeccanico e metallattore. E metallaro, perché ti sento proprio Allora, Nereo, io guarda, sei simpaticissimo, però purtroppo abbiamo dei problemi con il tuo collegamento. Dunque, magari facciamo un'altra sera, però ci ha fatto piacere parlare con un metalmeccanico, perché anch'io sono partito metalmeccanico. Io ho fatto la scuola di metalmeccanici per un anno, lavoravo al tornio, lavoravo alla fresa, lavoravo con le lime a mano. Madonna, quante aziende! No, era sempre l'officina che ti insegnava, perché non avevo voglia di andare a scuola, allora dovevo fare le scuole professionali, però dopo non ho avuto voglia di fare neanche quelle. Comunque, Nereo, dai, magari una sera ci racconti come funziona il tornio. Gira sempre. Ciao. Grazie. Ciao Nereo, ti salutiamo, perché purtroppo... Gigi che è forte. Gigi, eccolo qua, te lo mandiamo a casa se vuoi, una settimana, mangia, beve, dorme, tutto scrocco. Ciao Nereo. Ciao. Forza Vicenza, dai, avanti, ciao. Vai. Ceste. Mi piace la Vicenza che, per dire tipo dai, così per buttare in banca, dicono ceste, ci sono dei posti, no? Dov'è che lo dicono ceste? Fa ridere, mi ha sempre fatto ridere quando a Vicenza dicono, ma l'avete mai sentito? No. Ceste che? Ceste a Vicenza, per buttare in banca, come per dire, ma sì, le stesso, dicono ceste, ma ci sono delle zone dove lo dicono. Ma non capite un cazzo, vi devo insegnare le cose io che sono terrone, e questo qua è un altro. Questo qua ragazzi, è il primo veronese che vedo che si trasferisce lui a Lecce, e tu ti aspetti un veronese che si trasferisce a Lecce, ciao Mauro, come stai? Si è trasformato. Hanno cominciato a trasformarli. Allora, dai, quando vengo giù mi dicono come cazzo parli, quando vengo giù mi dicono la stessa cosa. Vabbè, ma io guarda, è da quando sono bambino mi dicono queste cose. Allora, Nereo ci manda dei saluti qua, ciao, grazie Nereo. Allora dai, proviamo, voi intanto il gioco lo conoscete, perciò noi adesso faremo un'improvvisazione teatrale, un gioco teatrale di improvvisazione, dove improvviseremo 3 speaker radiofonici di radio che sceglieranno i nostri 3 amici che abbiamo qua sotto, e su un argomento base, che ogni tanto ci perdiamo, però io vi ricordo, torniamo sempre sull'argomento base, che ci diranno sempre loro a scelta, noi poi andremo a valutare se va bene o no. Dunque, partiamo. Malaspina. No, non mischi le carte come al solito. No, dai, teniamole così, va bene. Va bene. Dai, prossimo giro. Ora. Allora, per Gigi... Scusa un attimo, perché Nero ci dice, se passate finito tutto mangeremo un gatto. No! Comunque ragazzi, io so che ci sono dei posti a Vicenza dove si trovano una volta all'anno a mangiare il gatto. Ci sono delle persone che... C'erano. Dicono che sia buonissimo. Siccome però sono in tanti e non vogliono mangiare tanti gatti, fanno una roba singola, perciò fanno direttamente una tigre, così la gira arrosto e via, si arrangiano così. Poi mettono le patate e fanno un gatto. Ascolta, fatevelo voi, va. Via tutti. Li lasciamo che dai. No, li lasciamo loro qua. Va, scornate, va. Ascolta, Mauro, ascolta. E comunque Mauro, i Vicenza ogni tanto vanno sempre anche al mare, a Gatteo Mare. Dai, basta. E il film preferito è Gattaca, le porte dell'universo. Sì, scusatelo, non è colpa sua, è colpa mia. Abbiamo con questo giocatore preferito Gattuso. Dai, dite una parola, basta che A sia la prima lettera.
le tira. Vabbè, dai. Possiamo andare Dai, avanti. Boni, che adesso comincio. Aspetta, scusa. No, aspetta. Oh, siete un po' fuse. Comincio miau. Dai che comincio. Scusate un attimo. Ragazzi, prima di cominciare, datemi un secondo che abbasso il persiano. La persiana. Dai, ragazzi. Cominciamo. Sto generando. Oh, ce l'abbiamo fatta. Malaspina, vai, dai, nome di una radio. Dai. Vai. Allora, G, radiotonica. Ti piace? Un'altra? Radio Gatto. Un'altra? No. L'ha scritto Michela, bravissima. Radio Miao. Radio Miao, ok, dai. Malaspina, facciamo Radio Miao. Dai, devi decidere Malaspina. Mirko decide Malaspino. Sì. Va bene. Mirko, Sì, va bene. Mirko sembra quello dei Goonies stasera. Ok, dai. Quale Mirko, che ce ne sono due? Quale Mirko? Malaspina. Sei troppo bello per essere quello dei Goonies, tu. Quello dei Goonies, Ma quello dei Goonies però con i capelli te me fai anche un po'. quello dei Goonies qua. Sai che mi assomiglia anche un po' stasera? Il matto, quello di Ghost, che si buttava sotto i treni, che poi gli insegnava a lui tutti i trucchi. Cioè, se vuoi offendermi anche la mamma, fai pure. Quell'attore lì che faceva. Poveretto, dai. Ma avete visto Ghost, cazzo? Quello a un certo punto scopre di avere i poteri, però c'è uno che vive nelle metropolitane e assomiglia un po' a Malaspina, che dopo alla fine si lancia. No, assomiglia un po', no? Ascolta, ma una roba. Ma io ho visto che a Vicenza, da quelle parti, Grisignano, di Zocco, quei posti lì, mangiano le nutrie, fanno la saga della nutria. Ma è vero o è una fake news? Sì, non è vero, è vero. Sì, è vero, perché da quello che si dice è un alimento molto, molto nutriente. E soprattutto sono le uniche che non riescono a starci dietro i gatti. Per quello che le mangiano. Che schifo. Ma è tipo un castoro, è tipo un castoro. Sì. No, ma fanno di quelle ricette, fanno di quelle ricette che sono proprio al top. È della... Esatto. Ma soprattutto delle ricette delle ricette solo per palati felini. Finini, vabbè. Dai, basta, ragazzi. Andiamo avanti con questo cazzo di gioco. Dai, radio. No, siamo arrivati a un'ora. Siete andati a fine diretta, Dai, via. Allora, dai, Radio Gatto. Radio Miao. Radio Miao. Miao. Ok. Radio Bernarda. Vai, andata. Radio Mestolo. Che va così con Radio Miao. No, perché mestolo che si è rimesta mi viene da ridere per quello, no? Cambia. Non riuscirei a farla perché mi viene in mente il mestolo che si è rimesta e continua a rimestare. Questa è la roba mia di Mauro, l'ho capita io. Volevo mettere un attimo che appare. Dimmene un'altra, Mirko, dai, c'è un giorno. Radio Banana. Banana mi piace, Radio Banana. Ti piace Banana? Mi piace. Basta, Mirko, sta buono. Ok, dateci l'argomento. Sport. Argomento, vai. Argomento. La patente. Argomento. Poi. Sport. E Mirko? Chi te cazzo? È geniale. Cos'è?
Non ho capito. Kit Kat per Radio Miao è geniale. A me piace più. Cos'erano le altre? Mi sono già dimenticato. Sport. Patente. Sport è bello. A me piace sport. A me piace sport, parlare di sport. Tu Gigi? Va bene. Radio Banana, il vostro sport preferito, lo sappiamo benissimo qual è. Parte, Radio Banana, dai. Parti tu. Radio, raga. Parliamo di sport allora, ok? Vai Gigi. No, presentazione degli speaker e poi parte Gigi, vai. No, scusa, ferma, tu hai detto sport, lui ha detto banana. Ah, e tu? Io dico banana. Vai. C'è l'argomento è banana. Sì. Allora, Vabbè, Radio Miao. No, stiamo facendo un casino della Madonna. La radio è Radio Banana, porca troia. La radio è mia, che cazzo volete voi? La radio è Radio Banana. Gli argomenti ci possono essere tre. Sport. Va bene, sport, dai. Sport. Patente. A Radio Miao. Parleremo miau di sport. Questa sera abbiamo un collegamento con il nostro inviato che ci parlerà dai tetti di Nogara, che è la città più in voga per noi donne fashion, perché qui a Radio Bernarda diamo solo consigli per donne che vivono solo 5 giorni al mese, quei giorni del mese dove puoi permetterti ogni scusa per essere isterica. Isterica lo sei se non prendi una banana. Benvenuti a Radio Banana, buonasera, sono io, il vostro speaker preferito, sono King Kong, dunque me ne intendo di banane, le banane migliori sono qua su Radio Banana. L'unica banana che è, come dicono a Lecce, chiuda manci e chiude sana, e via di banana anche questa sera. Allora, Radio Banana questa sera, grande selezione musicale, parliamo degli anni 60. Eccoci in collegamento musicale con il nostro inviato sul tetto di Nogara. Miau, mi senti? Mi senti, gattone? Ti sento qua che è un casino qua in mezzo alle tegole. Tegole, vedo anche parlando qui in studio con la nostra ospite, che tra l'altro a forza di parlare abbiamo un ospite al telefono, pronto? Mi senti? Miau! Ecco, ti sento. Dai, insomma, sono qua che giusto l'antenna, vedi? Che sto regolando adesso perché non vedevo più. Adesso, proprio adesso, signora Federica, la vedo un po' giù di morale, qualcosa non va? Che cosa Federica, forse abbiamo Federica in collegamento. Pronto Federica, ci sei? Sì, buonasera, no Federica, come va Federica? Come va? Benvenuta su Radio Banana. Sì, avete un'altra banana perché io non sono riuscito a mangiarla, quella di ieri. Federica, adesso cercheremo di procurarti un'altra banana perché qua su Radio Banana le banane non mancano, ne abbiamo a caschi, cara Federica. Caschi, attento, tienti attaccato all'antenna, miau, che non cadi. Cadi, effettivamente cadi è quello che direbbe. Che cosa consiglierebbe lei a queste donne? Consiglierebbe a sua moglie Radio Banana, certo, perché se sua moglie è triste e non sorride deve ascoltare Radio Banana, l'unica radio che te la tira su per una settimana. Una settimana che devi mettere a posto quell'antenna, non l'hai ancora regolata? Regolata, mi sento bene perché qui a Radio Bernarda lavoriamo per il vostro ciclo. Il ciclo delle banane è un ciclo che dura 6 mesi, dalla pianta alla maturazione. Noi sapete che vi raccontiamo tutto su questo squisito frutto perché noi siamo di Radio Banana e con questa chiudiamo. Bravi ragazzi, e fatevi un applauso anche a voi, pubblico. Ecco, si sente bene, dai, abbiamo fatto un giro. Allora, io direi di fare... No, perché io sono cotto, ragazzi, veramente sono cotto. Telegattone, Gigi. La chiusa era quella Super telegattone. Cioè, quando Gigi, Super telegattone. Ma la spina, zitto un attimo.
quando c'è una battuta come quella che ha fatto il Beppe, basta, finisce il gioco lì, capito? Ah, è lì. No, cioè, non si deve concludere per forza il ciclo completo. Ok. Allora la prossima volta quando sentiamo ridere, esatto. Visto Radio Bernarda è bello chiudere il ciclo. Radio Bernarda era ottimo. Va bene, allora ragazzi, salutiamo from Racale, provincia di Lecce, il nostro Mirko. Ciao Mirko. Ciao Mirko. Ospite, vedremo di conoscerlo dal vivo oramai Mirko. Davide Angelini, mi raccomando, ragazzi. stasera gas per i ragazzini, gas l'ho finito. L'ho usato tutto io. Buonanotte allora, Ciao. E ciao, e il nostro Mirko Malaspina. Vai Mirko, te la fai, dai. Super Telegattone. Fra un po' riuscirai ad uscire e ci vedremo per fare un video, dai, sei contento? Sì, è anche un gin tonic, è anche un gin tonic di quelli giusti però. Bravo, adesso una sera provo Super anche Telegattone. Ciao Mirko, che fuori. Bene ragazzi, allora dai, manca 5 minuti, ma abbiamo sfangato anche quest'oretta di quest'oggi. Allora, aspetta un attimo. Gioca Gigi lo faremo la prossima volta, dai. Gioca Gigi lo facciamo la prossima volta. E che dire, allora... Sabato. Se tornate domani, chi ha scritto gli spunti del Gioca Gigi li conserviamo perché vanno bene per domani sera. Chi c'è lo ricorda domani, se no... Allora ragazzi... Tu li hai scritti, vero Beppe? No, questo è Beppe, se li hai scritti. Sì. Domani, ultimo giorno di diretta, tra virgolette, di diretta continua tutte le sere. Poi ci rivediamo sabato e domenica prossimi, vi diciamo gli orari, sicuramente non a quest'ora, perché comincia a essere tardi, perché qua, non so, si sente aria di... gente che si mette in moto comunque, io sento il traffico. Chi è che mi ha detto che sei uscito a fare la spesa tu Beppe, che sembrava Villafranca, sembrava Broadway, sì ragazzi, con la mascherina però c'era Broadway, c'era. Ma che sempre tu mi dicevi che gli hanno dato 400 euro perché non aveva mascherina e guanti. La mia amica c'è beccata. Perciò adesso bisogna andare in giro mascherina o boccetta di disinfettante o guanti. Esatto. Guanti sulle mani o guanti in tasca? Ma io come guanti il preservativo. Ci sono delle boccettine piccole, io ne ho grandi così che te puoi mettere in tasca e fai a meno di mettere. Io non li metto i guanti perché mi sudano le mani in una maniera schifosa. Ma come fai a tenere i guanti? È impossibile, cazzo. Lo so, difatti mi prendo la boccettina, quella del disinfettante, basta. Io invece sono diventato fashion perché ho quella al limone, e al muschio bianco. Ma si trovano in giro quelle lì o si prendono su internet? Boh, le ho prese dai cinesi. No, io pensavo, io ho una bottiglia di Amuchina, bottiglietta, sai quella era piccolina, ma ce l'avevo da anni in macchina, però sono chiusi. Ne ho quasi metà e praticamente quella servirà, adesso stavo facendo sta cosa perché quella servirà per farli da vedere se ti fermano. Sì, ce l'ho, però non la usi mai praticamente, perché io ho già pensato di reintegrarla con qualcosa di artifizio che faccio io, non so. Pensavo di prendere della mucchina liquida e della colla di pesce. Faccio l'esperimento. Gli metti il gel per i capelli che è profumato. Che fai? Oh, visto? Ah, ok, come si girano poi? Esatto. Fai così. Esatto. Vabbè. Allora ragazzi, io ho l'impressione, come diceva qualcuno, che il bello debba ancora arrivare. Ovvero... sono arrivato adesso, scusate. No, ho paura, intanto la mia paura più grande è che chiudano le regioni e non so come fare. Però, l'hanno già detto. Sì, ma non è detto, però non è ancora niente di ufficiale. Io vorrei andare, vorrei essere libero. Sì, vuoi andare dove? In vacanza? Perché c'hai i soldi per andare in vacanza? Ma io non vado in vacanza. Vuole andare in edicola.
Esatto, voglio andare in edicola. Io non vado mai in vacanza. Cartoleria. Mi trasferisco la sede di lavoro un po' più a est, un po' più a sud-est, diciamo, quella era l'intenzione. Però vediamo. Sì, hai visto anche tu di vacanza che... Da qua a luglio... vediamo, dai. Comunque... Ma è vera sta storia che se ti fai le vacanze in Italia ti danno un incentivo di 300 euro? Mi sa no da fake news di più, però ho già sentito un paio che fanno... Se qualcuno ne sa qualcosa, magari. No, beh, il turismo quest'anno, ragazzi, ciao. Nel senso, non arriverà chiaramente nessuno dall'estero. E qua vediamo. Siamo noi, andiamo tutti a 60 milioni in vacanza qua in Italia. Esatto. Basta fare solo uno scambio di regione per un mese. Cazzo, che tu vai in vacanza in Puglia e il pugliese viene in vacanza in Veneto, poi ci affidiamo la Valle d'Aosta con la Basilicata, la Lazio e la Campania magari lì vicino, tipo scambio di casa. Beh, Sicilia e Sardegna direi che siamo a posto, proprio scambio di isole, proprio per vedere. Comunque Erasmus. Tu vai senza patente? No, ma adesso l'8 me la danno. Cosa volevo dire? Sì, la cosa che mi preoccupa un po' di più è questa, diciamo, delle regioni. Su come si partirà, perché a me sinceramente, ragazzi, andare in giro a vedere tutte queste cazzo di mascherine, dei guanti, così mi fa di una tristezza enorme. Ma Gigi, com'è tu? Che tu giri, ma com'è in giro? Tutti mascherine, guanti, ma voi lavorate con questa cazzo di mascherine? Certo, io no. Sì, mascherine, guanti, io sì. Sì, nell'industria dove andiamo, anzi, mi tocca fare un certificato che adesso servirà per tutti, quelli che hanno partita IVA, certificato per entrare nelle aziende dove dichiari che è tipo un certificato sanitario che costa, tenetevi forte, quanto costa? 600 euro. Quelli che sono appena arrivati partono, cioè ha fatto il preventivo, quello della sicurezza, 600 euro. Per avere cosa, scusa? Certificato per entrare, un certificato che è tipo un certificato sanitario che dichiara che tu sei a posto per entrare a operare in quell'azienda lì. E nelle case, eccetera. A me serve, no, ma serve per le aziende, cioè lavoriamo con delle 100 euro per il certificato. Sì. Cioè, non sembra una... Cioè, è quelle che mi hanno dato a me, Gigi. Sì, me le date tu, grazie Gigi. Prego. Grazie. Tu li hai mandate a loro me le mandate a me. Esatto. Per adesso siamo così, dai. Però io veramente non ho fatto il cazzo. Vabbè, dico cazzo. No, dico di una battuta, dai, chiudiamo in bellezza, perché sennò... Comunque, ragazzi, no, la roba bella è che ho fatto il pane, non l'avevo mai fatto, e dicono che questa crisi ha dato un calcio nel culo potentissimo a tutto quello che è social network. La gente, infatti, c'è una marea di persone che cominciano a fare, vi ricordate cosa vi dicevo 2 anni fa? Arriverà il giorno che la gente si gira il telefono, non fa più il selfie, fa il video selfie. Siamo arrivati, cazzo, hai visto? Io lo vociferavo già 2 o 3 anni fa. Ce ne sono tanti che si girano il telefono e parlano in diretta per farsi compagnia, fanno bene. Poi invece c'è gente che, insomma, eccolo qua, la quarantena gli fa questi effetti. Allora, saluta tu, va per primo questa sera. Di solito faccio salutare, do la precedenza agli anziani, però saluta tu. Ok. Gigi, non lo recupereremo più.